Presidente, complimenti per la vittoria col Catania, bravo Presidente, bravi ragazzi, complimenti soprattutto a Zapata e ad Enrique che hanno segnato, insomma non è semplice per loro segnare, sono arrivati, diciamo Enrique è arrivato da poco, Zapata da pochissimo sta giocando con un po' di continuità in più e quindi merito a questi giovani, anche Calajon ovviamente che però ormai è abituato al gol. Enrique poi ha fatto un gesto stupendo, cercato, speriamo, e speriamo che per il proseguo del campionato Enrique ci serva ancora di più. Detto questo, Presidente, basta, non ci esaltiamo perché domenica c'è la partita e quando dico la partita ho detto tutto, Presidente. Io direi portiamo questi ragazzi in giro per Napoli, per la città, quanti più passaggi pedonali con le strisce, dobbiamo farli attraverso un sacco di strade, dobbiamo scamazzarle alla zebra quanto più possibile, sanno abituare, perché domenica sera la zebra deve essere distrutta. Questa è la nostra gioia, il nostro piacere, che la zebra a Napoli posi i 3 punti, che a lei tanto non servono e invece a noi servono, Presidente. Servono non per il terzo posto, perché a noi il terzo posto non ci interessa, a noi ci interessa il secondo. E lo so che è difficile, ma ci dobbiamo provare e ci dobbiamo riuscire, Presidente. Nonostante i intoppi che abbiamo avuto finora, tanto mo è un momento che Roma, se deve perdere qualche punto lo perde, perché non ha nelle gambe le partite una ogni 3-4 giorni come abbiamo avuto noi finora, e adesso deve fare anche il recupero col Parma, che speriamo che Cassano ci dà una mano. È vero, Presidente? E allora mettiamoli in riga, mettiamoli sulle strisce, mettiamoli a scalpessare queste strisce, queste zebre. E allora forza Napoli e andiamo avanti così, Presidente.